Ecco, salve, voi potete vedere un esempio di armi ed equipaggiamenti in dotazione dell'esercito austro-ungarico. Noi facciamo parte di un'associazione di ricercatori storici 4 novembre e rappresentiamo il primo reggimento Trento, che era un reggimento specializzato nella guerra di montagna. Qui abbiamo un esempio quindi di oggetti che erano in dotazione al soldato, quindi gli elmetti, il Rucksack, che era lo zaino alpino. Noi, essendo un reparto di montagna, avevamo un equipaggiamento adatto per la montagna, quindi un equipaggiamento leggero, facilmente trasportabile sulle spalle. Poi il soldato aveva la necessità di vedersi nei ricoveri incavernati, aveva una gavetta praticamente per mangiare, gavetta troncoconica, scala arancio, la borraccia per contenere l'acqua, e dopo non mancava mai, non si separava mai dalla propria maschera antigas, il tascapane che conteneva munizione di riserva oppure razioni di cibi in scatola che comunque doveva consumare solo su ordine dei propri superiori, la baionetta, le giberne che contenevano le munizioni. Poi, essendo truppe da montagna, avevamo un'arma corta, un moschetto o carabina, quindi così il soldato poteva trasportare facilmente i suoi movimenti nella guerra in montagna. E poi le bombe a mano, munizioni del fucile e bombe a mano. Ecco.